conoscete molti di voi, prima come direttore del Museo di Bassano, poi del Museo di Vicenza, e nel tempo curatore di molte mostre, di molti siti museali. No, non passiamo in rassegna che cosa ha pubblicato, perché sono centinaia di libri, e comunque i suoi interessi, dalla pittura alla scultura, si sono espressi in tantissimi modi. Nel nostro intento c'era proprio quello di fare in modo che tutti possano scoprire realtà che sono conservate in questo museo e che molto spesso non vengono prese in considerazione perché magari non attirano quell'attenzione che meritano. E sicuramente molti di voi ricordano la presenza in museo, e ancora oggi sono esposti due tele molto grandi, una rappresenta San Paolo e l'altra San Gregorio Magno, acquistate nel 1984-85 da una collezione privata, e allora la direttrice era Paola Marini, e sono sempre stati esposte nel salone settecentesco. Sono di Carpioni, di Giulio Carpioni. La fortuna di avere il professor Rigon è quella che si è sempre interessato a questo artista, e poi fortunatamente quando ha diretto il Museo di Vicenza di Carpioni ne ha incontrati moltissimi. Lui vi porterà attraverso le varie tipologie artistiche realizzate da questo pittore seicentesco, e soprattutto cercherà di catturare la vostra attenzione su temi mitologici che occuperanno buona parte, direi, della conferenza. Ascoltare Fernando Rigon è come andare al cinematografo, perché ha la capacità di improvvisare e meravigliarvi anche con i giochi iconografici che riesce a costruire. Delle volte glielo chiedo come fai, e lui invece ha dedicato molto tempo questa volta per questa conferenza, perché il nostro intento è quello di procedere oltre, e la prossima iniziativa sarà su Francesco Bassano il Giovane, ma andremo anche a studiare Leandro, a studiare tutti quei protagonisti che fanno parte magari della parte meno appariscente del museo. Mi riferisco a Michele Giambono, a Dario da Treviso, al Guariento e via di seguito. Quindi nell'intento c'è proprio quello di proseguire in queste iniziative. Vi porto il saluto della direttrice, che è stata all'avanguardia fino all'altro giorno con la mostra di Segantini, e direi diamo il via a questa serata, e poi speriamo che ci siano delle opportunità per fare qualche domanda. Grazie. Ecco, si sente? Si sente bene? Sì. Allora spegniamo tutto, perché quella di oggi non è una conferenza come le solite. Presagivo, ma non a questo punto, quello che sarebbe successo. Per cui vi ho preparato un album di approccio di conoscenza sull'intero repertorio immenso di Giulio Carpioni. Non credevo però di avere una prova così manifesta di quello che era sotto gli occhi di tutti, e cioè che Carpioni, pervasivo in Vicenza, è ignorato a Bassano. La risposta è semplicissima. Se c'è una pittura che è esattamente agli antipodi di quella di Jacopo Bassano, che qui la fa da padrone, è proprio quella di Carpioni, che pure è nato appena 19 anni dopo la morte di Jacopo Bassano. E questa divagazione, però, siccome io non ho fatto lo storico dell'arte, ho fatto il promotore di cultura, mi porta a constatare che quello attuale, il mostrificio attuale, è un malcostume che non porta a nulla, perché se io faccio una conferenza sui volti di Jacopo Bassano, la sala è strapiena; se la faccio su Giulio Carpioni c'è metà, quindi vuol dire che non è il relatore, è l'approccio, e questo è sbagliatissimo, perché alla fine, io ve lo dico, è fortissimo quello che vi dico, ma Giulio Carpioni è molto più grande di Segantini, come Maffei è molto più grande di Giacometti,
però siccome sono ignorati e non sono griffa, se io faccio una mostra di Giulio Carpioni, i politici mi ridono in faccia perché facciamo, come si dice in termine, il forno. Ecco, allora ricominciamo e partiamo. Perché abbiamo introdotto questo filone che Mario Guderzo ha sposato con grande passione? Proprio per combattere questa tendenza, perché noi continuiamo a confondere la cultura con l'istruzione. Anni annorum fa a Vicenza dissi quella volta, e mi procurai uno dei soliti, che usiamo la parola cultura con la stessa disinvoltura con la quale Semiramide usava la parola verginità. Prima istruiamoci e poi vediamo che cosa succede. E qui è un difetto totale di istruzione. Quindi la conferenza, la carrellata di oggi è piuttosto lunga, e me ne scuso, ma vedrete che è mattone sopra mattone, perché voglio che alla fine mi diciate, noi di Carpioni non sapevamo nulla. A Vicenza è un po' diverso, perché basta entrare in una qualsiasi chiesa, in un qualsiasi posto, Carpioni c'è dappertutto. Insieme con Maffei i più grandi pittori barocchi del Seicento della terraferma veneta e di Venezia, anche se Carpioni in realtà è proprio nato a Venezia nel 1613, ma si trasferì bambino a Vicenza, dove incominciò a 17 anni la peste, la famosa peste manzoniana, che lo segnò per tutta la vita, perché è un pittore molto difficile da capire, sembra semplicissimo e che va letto soltanto aprendo la strada a una chiave di lettura psicanalitica, quindi attualissima non solo come sostanza ma anche come metodo. Allora era giocoforza che io partissi, come ha detto Guderzo, dalla presenza benemerita di Paola Marini, che mi sentiva, continuava a sentir dire, lei poi veniva anche lei da Verona, Vicenza, come mai nel museo di Bassano o nel collezionismo bassanese non ci sia un Carpioni. E fece questo acquisto veramente notevole. L'acquisto è questo di 2 pale molto grandi, leggete ovviamente le scritte, perché questo insieme che troveremo è confezionato soprattutto per voi e per coloro che oggi non hanno potuto essere qua. Siccome la tecnologia del Museo di Bassano, tra l'altro con dei collaboratori stupendi, cui faccio pubblicamente i complimenti, ha messo in atto questa possibilità di avere internet per poter riascoltare la conferenza che viene messa in rete dopo 2 o 3 giorni e che rende benissimo. Voi potrete a casa, non sono i compiti di casa, sapete, ma potrete a casa rivedervi, rigustarvi, capire di più, perché questo è fare cultura. Istruzione, si costruisce l'edificio, cultura vi si abita dentro, non si passa e si fa la fila e via, perché questa è purtroppo una realtà che va affrontata, in cui noi promotori dobbiamo sentirci dei falliti, perché abbiamo sbagliato quasi tutto. Non qui, che io apporto proprio per gli ultimi, per i poveri, per gli scartati, proprio porto un contributo doveroso. Ecco, allora, queste 2, difatti, scusate questo, la dottoressa Guidi, che si è scusata molto, ma ha un problema istituzionale proprio indifferibile, inderogabile, ha detto: ma io me la guardo dopo per internet, così me la capisco anche meglio, perché io credo che anche lei, ma lei è giustificata venendo da Firenze, abbia non una grande conoscenza di Carpioni, anche se il più grande collezionista di Carpioni è a Firenze, perché ha 18 capolavori e quindi un signore che capisce qualcosa. Ecco, vedete che qui abbiamo queste 2 grandi pale che rappresentano degli assolo, che sono abbastanza rari e che poi appartengono alla produzione di Carpioni nell'ambito della devozione. Per aiutarvi, perché il repertorio è grande, per aiutarvi io ho diviso la conferenza in varie aree soggettistiche, perché la soggettistica carpionesca ha uno spettro di comprensione veramente altissimo. Quindi questo vi aiuta. Non faremo filologia, perché quella è proprio alta cultura scientifica, ma faremo proprio una immediata percezione.
quello che io vi fornirò è un repertorio, come fosse un elenco sul quale confrontarvi. Diviso per argomenti, capite che è molto più facile, perché è come fosse diviso per capitoli. Non metterò una data, quindi anche questo è importantissimo. Quindi, perché poi tra l'altro la produzione di Carpioni è nel filone classico, e vi spiegherò questo. Il classico, per prima cosa, che cosa punta? Di essere al di là e al di fuori del tempo. Non farò grandi confronti se non con 3 personalità, una del suo comprimario, perché averne uno di grande nel 600 è molto, ma averne 2 come Francesco Maffei, forse più grande ancora di Carpioni, è stata una fortuna della quale la città di Vicenza si è completamente dimenticata, perché non ha saputo tenere alto 2 vessilli che sono altissimi, come quando spendono Palladio, come quando spendono Scamozzi, e anche questo è un modo a macchia di leopardo di fare cultura che non porta alla cultura. Ecco, allora, sapete che non riesco a tacere, Ecco, allora, questi sono i volti, perché Carpioni ha una capacità ritrattistica notevole, come vi ho detto è nell'ambito del barocco, ma è un'interpretazione tutta fatto sua personale, a parte che il barocco è multifigurativo, è proprio policentrico, ma non solo. Ogni artista barocco è barocco a modo suo, perché se uno punta sulla meraviglia e sulla retorica, ha un suo metodo personale per stupire e per comunicare. Allora, a un certo momento, grazie a Mario Guderzo, sono riuscito ad avere le immagini anche delle altre 2 tele che erano in San Leonardo a Verona e che sono ancora di proprietà privata, e sono un San Pietro Apostolo, ora in deposito al Museo di Castelvecchio, quindi ammirabile lì, che avete alla vostra sinistra, e un Sant'Ambrogio Dottore. Vediamoli in volto, perché anche questi sono 2 momenti altissimi. Eccoli qua. Quindi per la prima volta potete constatare coi vostri occhi la posizione originale di queste 4 tele in una chiesa che, da quel che mi risulta, è anzi demolita, vero, credo, per cui poi il patrimonio, come capitava, è stato venduto, in cui ho scoperto che solo così ho scoperto, e l'ho comunicato subito a Mario, che Carpioni ha una statura di iconografia strepitosa. Ho messo al centro i 2 dottori della Chiesa, agli estremi San Paolo e San Pietro. Come vedete, San Paolo e San Pietro sono in piedi perché sono una testimonianza diretta del messaggio di Cristo. Gli altri 2 sono nello studio perché Cristo non l'hanno certo conosciuto, sono tutti e 2 della fine del IV secolo, e quindi la loro non è una rivelazione, ma è una tradizione. Questa è una finezza assoluta. Non solo, San Paolo e San Pietro hanno come tutori un'immagine statuaria. È l'emblema della fede che li garantisce anche dal punto di vista pittorico, perché sono, con questa statua che è già una finzione, perché è una rappresentazione della realtà, essi, diventando pittura, sono ancora un'altra rappresentazione, e le 2 rappresentazioni sono messe a confronto, perché in nessun quadro Carpioni non si pone la domanda che lui sta facendo pittura, cioè sta creando un mondo parallelo a quello della realtà, che è comunque finzione. E la parola finzione non è la parola falsità. Il falso mente per imbrogliarti, il finto mente prima di tutto a se stesso perché non sa chi è. E allora cominciamo con le opere religiose. Ve le faccio scorrere rapidamente dandovi delle avvertenze. Sulla sinistra c'è un emblema. Siccome moltissime delle opere di Carpioni sono in collezione privata, io metterò la didascalia solo di quelle che sono in collezione pubblica o in luogo pubblico, in modo che se avete voglia andate a vedervele. Le altre non ho messo mai. Quando non vedete niente vuol dire che è collezione privata, ricordatevelo anche a casa. Nell'altro caso è specificato. In molte di queste fotografie ho trovato un materiale abbastanza scadente in bianco e nero. Allora però erano immagini irrinunciabili. Le ho prese e le ho
bistrate, come si dice, per farvi vedere che anch'io faccio la mia finzione nella finzione fotografica. E qui abbiamo un San Gerolamo ispirato, importantissimo. Ecco opere devozionali private, ancora un San Gerolamo, una Sacra Famiglia e un San Giuseppe con il Bambino, che è già un'anticipazione di Nazareni, pre-Raffaeliti, 2 secoli prima. E poi delle stampe. Perché Carpioni c'è nel museo di Bassano e c'era famosissimo prima dell'arrivo benemerito delle 2 palle dell'85, e sono le sue incisioni. Lui è un incisore grandissimo come Rembrandt, è un incisore grandissimo come Pietro Testa. Il museo di Bassano ha tutte le incisioni tranne le 4 stagioni, che però le ho io a casa mia, quindi non vi dico di più, ma io le avevo già da tempo, perché ho sempre fatto quello che potevo, mi accontentavo, anche perché si trovano ancora e a prezzi abbastanza buoni. Quindi vedrete ogni tanto comparire delle incisioni che sappiate è scritto Bassano Museo, sono qua. Quindi un dovere di tributo di colui che ci ha dato, ci ha lasciato una eredità importantissima di arricchimento del nostro patrimonio specifico, che è quello appunto della raccolta di stampe remondini. Qui vedete che ci sono storie di Gesù, culto privato e pubblico, e adesso faremo anche dei commenti. Qui vi presento e ringrazio la persona che mi ha dato la fotografia, che tra l'altro è qui presente in anonimato ovviamente, questa stupenda adorazione dei magi. Ecco, questa è inedita, non l'ha mai vista nessuno, e capite come Carpioni può riservare continuamente delle sorprese. Guardate soltanto l'immagine di questo Re Magio Moro che vedete qui. Qualcuna delle fotografie non è poi granché, portate pazienza, ma almeno avete. E qui ho avuto una sorpresa tremenda, dovendo illustrare rapidamente la successione delle immagini di Cristo. Sono andato in cerca, mi mancava l'adorazione dei pastori. Non ne ha mai dipinta una, perché Carpioni o fa le vesti sontuose o fa i nudi, gli stracci non li vuole. Già questo dimostra che ha preso la via di Veronese, non certo quella di Jacopo Bassano, una prova in più della distanza siderale che c'è tra lui e Bassano, non Maffei, e lo vedremo subito. Ecco qui La fuga in Egitto del Museo di Vicenza, dove, sapete, al passaggio gli idoli, che sono questi, eccoli qua, gli idoli, oddio, sono caduti, quindi quelle statue di riferimento, di verifica, di cartina da tornasole che c'erano tra finto una volta e finto 2 volte, cadono al passaggio di Cristo. E lì ci sono altre immagini. Adesso vediamo qua, ecco qui gli idoli caduti che vedete. Ed ecco qua, per illustrarvi questa crocifissione che avete alla vostra destra, molto compunta, molto compassata, molto, se volete, anche scontata, convenzionale e convenzionata, per capire veramente cosa è il barocco a 2 facce di Vicenza, vi mostro invece un capolavoro alla destra di Francesco Maffei che si trova nella chiesa di San Nicola a Vicenza. 2 mondi completamente diversi. Vedete che in Maffei c'è la tempesta, c'è il turbinio, c'è proprio il gran retore che parla, mentre Carpioni sussurra e tutto cerca di portare ad equilibrio. Guardate la faccia del Cristo sofferente in Maffei che si rovescia all'indietro, si nega nell'evidenza, urla, ti fa voglia di cantare i canti come, non so, il Dies Irae, Dies Illa, ma non certo di bisbigliare le preghiere, per cui Carpioni era preferito da Maffei, perché lui punta sull'estetica che appaga, mentre Carpioni punta sull'etica, non tanto l'etica di insegnarti d'arte, quanto nell'etica della pittura. Lui col suo pennello ha una spada, mentre l'altro ha un ricamo. La retorica può essere anche antiretorica. Come diceva Coco Chanel, ci sono delle verità che solo il loro contrario manifestano appieno. Carpioni dà il suo contributo al barocco in qualche modo dall'opposto, negandolo per affermarlo, ma nascondendo. Lui ti appaga, sembra, ma vedremo che noi smonteremo questo assioma. Lui ti appaga per consolarsi,
perché consolarsi vuol dire che prima di tutto è lui solo con se stesso. Maffei butta fuori tutto e ce l'hai là, però con un gigantismo da togliere il fiato. Ecco due altre opere sacre di Carpioni che vedete sono anche queste nell'ordinario. Però c'è questo, che Maffei maschera anche certe inabilità con questi sfregazzi che fa, come dicevano. Carpioni è bravissimo a disegnare, stupendo nell'incidere, studioso di anatomia, credo quotidiano, perché i suoi nudi non sono mai stanchi e ripetitivi, il che vuol dire che studiava alla scuola di nudo sua personale tutti i giorni e ci dà risultati favolosi. Ecco qua, e direi che la crocifissione che avete alla vostra sinistra è paradigmatica. Si trovava, pensate, in una chiesetta di Masero. Adesso è alle Gallerie dell'Accademia. È la perfezione e la quiete, la serenità nel momento della morte. Perché Carpioni è classico. Allora, lo diciamo tutti, quando io ho un capo di abbigliamento classico, mi va bene per varie stagioni e soprattutto sempre di moda al di là del tempo. Lui oppone alla enfasi del barocco di Maffei, che discende direttamente da Rubens, che da Giusto Lecour, che aveva ereditato i disegni di Rubens, eccetera, lui oppone il filone che parte dal giovane Tiziano, passa dal Padovanino, che era il suo primo maestro, e poi attraverso i Carracci e Nicolaus Poussin, perché anche questo fondamentale, passa appunto a questa versione. Ne vedete un'altra più affollata, ma sempre molto umorizzata, cioè molto adatta ai gusti anche del pubblico, dei devoti. La sua è proprio, ripeto, una pittura devozionale che nasconde questo senso di fervore religioso. Lui non ti prenderà mai per lo stomaco come Maffei e non ti convincerà, casomai ti persuaderà, che è un'altra cosa. La retorica è fatta o nel convincerti o nel persuaderti. Sono due modi diversi di comunicare. Qualche volta però ci mette molto di suo, come in questa bellissima andata al Calvario che si trova al museo di Palazzo Chiericati. Ecco per esempio altre pale sulle quali passo. C'era la devozione di Sant'Antonio. 3/4 di questi quadri sono nelle piccole cappelle nella grande ricostruzione delle ville seicentesche. Negli oratori erano tutti devoti di Sant'Antonio, penso anche lui, perché fa questi Sant'Antoni. Ci sono Sant'Antoni dappertutto, nelle grandi chiese, nelle piccole chiese, col Gesù bambino, e ci sono altre immagini. Soprattutto lui esce quando dalla devozione che avete qui alle mie spalle, alle Gallerie dell'Accademia, con un magnifico nudo, guardate com'è impostato la figura di San Giovanni Battista, ci sono dei martiri, dei martiri. Qui ci sono queste sante, una è San Felice Fortunato e l'altra bellissima con quel blu di Santa Caterina. Cioè quando deve affrontare un argomento orrido, truculento, truce, gli scappa di saltar fuori qual è la sua vera natura, quella che usa per fare i quadri da vendere ai privati, non di mettere in piazza. E così vedete cosa succede. Ecco qua ancora Sant'Antonio in San Lorenzo, ma ecco 2-3 martiri. Uno il giudizio di Re Salomone e 2 altri martiri. Guardate la compassione e compartecipazione su un tema che vi stupirà, ma sarà il suo tema conduttore, insieme con la statua di Paragone, l'abbiamo chiamata, qui è quella dei bambini. I suoi quadri sono sempre traboccanti di bambini o dormienti o malati o morti o volanti perché sono già andati in cielo, che siano del limbo o non del limbo, e guardate difatti cosa non succede in queste. Qui è saltata fuori la barra. Ecco, cosa non succede in queste stragi degli innocenti. Tra l'altro sappiate che questo Schirano qua, che adesso qui vediamo, è lui. Si fa l'autoritratto, altra astuzia retorica di rimandare a se stessi per via. Ecco, vedete i bambini nella culla,
morti prima di nascere, oppure quello che era da fare il cambio nel giudizio di Re Salomone, la madre buona, e sapete bene, penso la storia, quella dei bambini giacenti. Ecco altri martiri, qui c'è il martirio di San Clemente che viene buttato nella voragine, e questo è lui di nuovo, e vedremo perché. Ecco poi in un dispiegamento, questa è una tela che prima volta che andate a Brera, guardate la statua di Napoleone, andate a sinistra e dentro lì ci sono 2 tele che erano in San Michele di Vicenza, che era identica a San Francesco di Bassano, identica. L'hanno demolita e c'erano 2 tele, Carpioni e Maffei, 7,40 metri. Quindi qui è l'enfasi totale. Andate a vedervele, vi mostro anche la tela di Maffei. Maffei è il giudizio, cioè è la caduta degli angeli ribelli. Capite che è già un contenuto come trasgressivo e coinvolgente. Il tema invece di Carpioni che gli fu dato fu il giudizio universale. E lui lo risolve in tutta questa folla proprio traboccante di nudi, di una capacità, guardate questo nudo di schiena, è veramente travolgente dalla percezione, la moltitudine e l'individualità dei nudi, perché lui o li fa vestitissimi di brucati o gli leva tutto, e vi spiegherò perché. Di fronte al giudizio divino, nessuno, quando padre Pierrone vede il conte di Lampedusa uscire dal bagno e fa così per nascondere, dice: ma lei è abituato alla nudità delle anime? Cosa si spaventa? Per vedermi se non ho niente addosso? Ecco, e questo è forse il capolavoro ufficiale, è a Monteverico, solo che è infotografabile. Ho provato anche in tutte le maniere, con tutti quei bei cesendelli, turibuli che ci sono, è infotografabile. È la Madonna che è apparsa al Podestà Grimani di Venezia. Ma guardate la grandezza e la bellezza, come scrive Palluchin, di quei 2 mercanti di Harlem che sono capitati a Vicenza per vendere i loro panni e vanno anche loro a Monteverico per grazia ricevuta. Ecco l'oratorio di San Nicola. Lui fa vari oratori, San Nicola, Santa Chiara, ve ne mostro uno soltanto per dire che è sempre propositivo, è sempre persuasivo, ma sempre con punto. Non alza mai la voce come invece sto facendo io. E lo stesso in 2 grandi tele in cui entra in concorrenza con Maffei e si anima un po' di più, anche lui, insomma, che tiri fuori, perché le cronache sono tutte concordi nel dire che era un pittore di carattere melancolico, cioè la melancolia è il carattere introverso, eccetera. Strano, perché anzi ti sembra così appagante, si vede che si sforzava, per cui lui per esempio non fa quello che fa Maffei, cioè il gran teatro. Il teatro del mondo gli interessa fino a un certo punto, gli interessa invece il teatro dell'inconscio, come vedremo tra breve. Non ve lo aspettereste mai. In uno degli unici affreschi che ha fatto, c'è quelli di Villa Machiavello, qui a 2 passi a 9, che stanno andando totalmente in malora, non quelli di Caldogno. Vi prego, andando a Vicenza, andate a vedere la favola mescolata col sogno e la fuga dalla realtà della storia del Pastor Fido, che era il bestseller delle rappresentazioni dell'epoca di Guarini. Questa storia pastorale che si trova, ecco qua, per esempio, lui un altro terzo sistema, dopo le statue, dopo i bambini, ci sono i fauni immaginari, dove esistono i fauni da nessuna parte. Fermatevi a Caldogno, che è quella meraviglia che avete sulla strada, fate una deviazione aperta, tenuta benissimo dal comune, encomiabile, e andate a vedervi anche la saletta di Carpioni, fatta su una villa di Palladio dopo un secolo, forse 80 anni dopo la sua costruzione. E finalmente giungiamo, perché guardate che la conferenza in realtà giunge adesso, guardiamolo in faccia, perché è lui il primo a guardarsi in faccia allo specchio, perché per forza uno che si fa l'autoritratto se lo fa allo specchio. E già è la partenza di questa doppia realtà, perché lo specchio è una realtà rimossa, però non è una finzione, è una finzione l'autoritratto, perché di mezzo ci sta l'artista che
porta nel piano del linguaggio, dell'inventiva, della raffigurazione, quello che in realtà è una realtà ottica. Lo specchio è inerte, non è la fotografia. La fotografia c'è il fotografo, nello specchio c'è lo specchio. Eccolo qua, vedremo, questo è il menù di questa seconda parte: autoritratti, ritratti molibili, ritratti stanti. Questo è addirittura gli Uffizi, sapete, ma non ho avuto la fotografia a colori. Ma tanto basta. Lui ironizza anche su questo suo profilo molto caratteristico, con sto naso lungo un po' all'araba, con questa bocca sottile e lunga. E vediamolo quindi da giovane nel ritratto di Brera, il quale già è un manifesto. Lui si rappresenta, e siccome è pittore, si rappresenta finché fa il pittore. Cioè non solo la faccia, ma lui in azione, per dire: io sono un facitore di immagini, sono un facitore di chimere, sono un facitore di sogni. E lo vediamo qua. Questo è quello che vi avevo additato prima dello Schirano, ma diventa anche santo quando il santo è un santo del V secolo che non si sa che faccia abbia. È per esempio qui dove addirittura si fa cadavere copiando il suo futuro teschio, perché questo è un uomo che sta bevendo, come vedremo, e si sta dissipando, e quindi arriva la morte del corpo e dell'anima. Dove sei qua? Ecco due ritratti, purtroppo uno non riesco, era buona la diapositiva, uno è il famoso ritratto di Palazzo Thiene, che è ancora lì, l'altro è un ritratto in cui sta diventando vecchietto e ti dimostra malinconico, come dicono a Milano, malmostoso, perché ha un muso là, ma comunque eccolo qua, quando diventa vecchio. Gioca e ci mette dentro dappertutto, perché mettere la propria immagine è come mettere la propria firma. Solo che con scritto Giulio Carpioni, chi lo sa, e dice Giulio Carpioni, chi non lo sa, non lo sa, però è un motivo firma, che quello è la sua impronta digitale. Come adesso, vedete, lui è un ritrattista formidabile, però anche qua, queste dame del guanto sembrano riprodotte non in presenza, ma copiate dallo specchio. Lui preferisce copiare il finto piuttosto che quello direttamente. E allora leggiamo: specchio, linguaggio, finzione, arte. Lo specchio è inerte, il linguaggio è prodotto dall'uomo, la finzione è prodotta dall'artista, il risultato che cos'è? Il capolavoro artistico. Adesso che abbiamo il riconoscimento facciale, lui nei suoi quadri, invece che mettere la carta d'identità, mette il riconoscimento facciale. Per chi lo conosce, come adesso spero lo conoscete voi e lo conoscerete meglio a casa, questo è quanto vi passo. E ancora una volta Francesco Maffei, che fa un ritratto, firma anche chi è il signore, e questo che è stato presentato a Vicenza è una scoperta recentissima, e vediamo che qua ci sono due mondi. Uno, quello di Maffei, è il secolo, il 600, tutto bardato, questo spadaccino, sapete che si dà tante arie, sembra Don Rodrigo in realtà. Ecco, invece l'altro, che è un professionista, è un avvocato, poveretto, che ha tutto il quotidiano ammucchiato, che è una prugna secca, vedete, con quella faccia tutta rinsecchita, che sono i personaggi in piedi, stanti, e questa è la differenza. Scusate, non vi ho detto, da una parte c'è la storia, il 600, dall'altra parte c'è il presente, un professionista qualsiasi. Allegorie. Le allegorie sono particolarmente gradite a Carpioni, perché l'allegoria è una doppia finzione. È già una finzione in partenza come soggetto, in più ti rimanda a qualcosa d'altro ancora. Vediamo questa allegoria della carità dell'IPAB, che non sono riuscito ad avere la fotografia, perché ci sono i bambini, tanti, guai se non ci sono i bambini. I bambini sono esclusi dall'azzardo della vita, tranne un paio di case. Anche lui, sull'onda di Caravaggio, ama fare i vizi. Allora, li abbiamo già visto prima: il tempo, che porta via anche i piaceri della vita, la morte che incombe, e qui abbiamo un altro elemento che è il quarto, le ali, di una tale passione per dipingere le ali, perché le ali vuol dire volare, sia con la fantasia, ma anche per fuggire dal mondo e alzarsi dal mondo. Questo è quello di Vicenza. Vedete che la donna Venere sta pizzicando quello che sta annusando il tabacco, e difatti
Ecco un'altra versione stupenda, questa volta il gioco delle carte. Proprio lui è l'uomo dell'imprevisto, dell'imprevedibile e delle carte. I sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto, eccolo qua. Ecco, lei che lo pizzica, quelli che tabacavano, no? Usavano il tabacco, e qui invece il vino, un'altra morte che lo sta guardando. Allora in questo caso magari lui è qua, è in qualche altra parte, tante volte si fa la caricatura 2 o 3 volte, che è il famoso Baco, tabacco e Venere, tutte cose che se ne vanno perché la morte se le porta via. E questa è la parte profonda. Oppure ci sono queste complicatissime allegorie di cui sono state date delle interpretazioni che non mi convincono, ma ve le mostro perché sono stupende dal punto di vista della rappresentazione. Per esempio questa incredibile figura che ha da una mano un fagiano e dall'altra una colomba. Cosa vogliono dire? O questa specie di estate in cui c'è anche il gioco, vedete, del bambino con l'aquilone, eccolo qua, e che è qua, e il bambino con il finto cavallino per giocare a dodò. Ecco, allegorie dell'inverno e dell'autunno sono i tempi della vita, e li sa fare con il freddo che c'era allora, con le microglaciazioni e con questi modi di vestirsi male, perché qui ci sono 2 aggressioni, non solo del freddo, ma della peste ricorrente. Questa carne che è così ben fatta perché cerca disperatamente di restare perfetta, almeno nel quadro e nella simulazione di quello che non riesce a difendersi nella realtà, perché arriva il bubbone. Ovvio che i bubboni non sono mai dipinti. Perché? Perché il mondo della pittura è il mondo di quello che vorrei essere, non di quello che sono purtroppo costretto ad essere. Ecco questa magnifica immagine dell'inverno con le ali che nudo passa a ghiacciare tutto il paesaggio. Questo è un piccolo quadretto delizioso. Oppure l'aurora che scaccia la Venere del mattino, la stella boara, come la chiamiamo noi, l'autunno, l'estate e la primavera, e poi alcune estati, l'inverno con la conocchia, perché d'inverno stai a casa e figli, e sapete qui coro, oppure queste 4 allegorie misteriosissime. Guardate che cos'è questa allegoria, probabilmente con questo corvo nero che io identificherei meglio proprio con l'inverno, perché il corvo è l'uccello dell'inverno, o il capriccio, si vede sì bene, o altro, o questa qui è l'allegrezza. Ecco, credo che essendo anche stato molto depresso, un po' di vino gli faceva sempre un po' bene per tirarsi su il morale. Difatti il vino c'è dappertutto. Ecco un altro paragone. Questo è Maffei alla vostra sinistra e Carpione alla vostra destra. Il tempo rapisce la bellezza. Dall'altra parte è Rinaldo che interroga Armida allo specchio. Vedete come nel primo di Maffei è tutto un crepitar di colori. L'altro invece è tutto un affermarsi di disegno. Piaceva molto. Difatti piace ai fiorentini, perché i fiorentini amano il disegno, non amano la confusione delle pennellate a gran cassa. Ecco il particolare, la bellezza allo specchio, perché se non ti specchi, credo di cominciare a entrare nelle vostre sensibilità per farvi capire la finezza di quest'uomo. Ed ecco qui che allora lui impalca tutta una serie, perché il suo dio preferito non può essere che Bacco, dio del vino. E vi mostro un quadro che lo rendo in omaggio veramente accorato, perché questo quadro si trova a Odessa. Quindi capite che, ecco, speriamo che l'abbiano messo, perché è proprio un inno al vino. Non ho avuto, figurarsi se vado a scrivere per avere la fotografia, voi capite che me lo tirano sulla testa. E vedremo le storie di Bacco, da quando nasce, Bacchanali, l'Aio, cioè il maestro Sileno, i Satiri, i Fauni, questa realtà che è la realtà dell'ebbrezza, quando tu perdi il senso della realtà. Ecco Giove e Semele che vengono scoperti da Giunone con 2 pavoni nei loro amori segreti. Qui c'è Semele incinta, la cui nutrice è invece in realtà Giunone e si chiama Beroe.
e chi era la nonna di una ninfa amata da Bacco che si chiama Beroe e che abitava dove? A Beirut, perché il mito è tra di noi. Ecco, Beirut deriva dalla parola Beir. Vi farò molti di queste punte di spillo etimologiche per far vedere che questo non è il passato. Ogni tanto troverete un qualcosa che è una specie di post-it, di aiuto quando sarete a casa per vedere che cosa succede, che Giunone consiglia a Semele di abbracciare Giove nella forma con cui va con la moglie Giunone, cioè sotto forma di fuoco. Semele ci casca, Giove un ebete, resta lei fulminata, il bambino di 7 mesi, Giove se lo prende, se lo cuce nella coscia e dopo 2 mesi nasce Bacco bello intero, per cui Bacco è sempre chiamato il bisdato, il nato 2 volte. Di tutte queste storie le taglierò perché non c'è tempo, vedo che siamo già molto avanti perché non è possibile. Ecco che Bacco trova ad Arianna piantata in nasso e quindi in asso, si dice piantata in asso perché è stata piantata da Teseo e la povera fidanzata è là che piange, lui arriva con il suo corteo vestito da donna, perché Bacco è una delle rarissime rappresentazioni di Bacco vestito da donna a dimostrare la cultura immensa di Giulio Carpioni. Vedete che qui no, ma qua e qua ha vesti da donna, perché lui è tutto, primavera, estate, autunno, inverno, uomo, donna. Bacco è tutto. Invece qui Bacco e Arianna in nasso, in un quadro che vedete qua, in cui cominciano a comparire sti satiretti, poveretti, bambini, ma bambini che si sono trovati Pinocchio con le orecchie d'asine, loro con le gambette fatte da pecora. E qui rendo omaggio a una persona che mi è stata tanto cara, che è Vittor Luigi Braga Rosa, il quale aveva una raccolta di carpioni favolosa e che mi ha insegnato ad amare e a capire questo grande pittore. Eccolo qui, un quadro di Budapest strepitoso, in cui vedete in questa nudità proprio inerte, inerme, come disinibita, potete usare anche sfacciata, Bacco arriva e saluta Arianna disperata e dice: ti faccio mia moglie, e poi la trasforma in costellazione. Ecco un paragone necessario. Lui si rifà al giovane Tiziano, il capolavoro supremo della National Gallery, perché probabilmente questi quadri dei Gonzaga, questi e degli Aldobrandini, poi uno è a Londra e l'altro al Prado, li ha visti nella villa Aldobrandini, perché si ipotizza che con Panevanino sia andato giù a Roma e sia stato folgorato. E qui vi ho messo un'altra dei miei post-it spilli. Con che cosa arriva il Bacco in nasso per piantarla in asso? Arriva con il carrum navale, quello in cui è stato in India, che serviva sia per terra sia per il fiume, donde deriva la parola carnevale, da solo da quella. Il carnevale è il carrum navale che usiamo ancora in tutte le sfilate di carnevale che abbiamo. Ecco, qui una finezza. Il nostro Sileno, che è il maestro futuro di Bacco, fa addirittura il bagno nel vino, nella tinozza. È molto convenzionale. Guardate il terzo incomodo, che è di Vicenza, passa per Vicenza, scappa il falsario, il delinquente nato, Pietro dalla Vecchia, come invece rappresenta il Bacco, con un rito esoterico di cui Carpioni non sarà mai capace di una sfacciataggine, di un rito criptico come questo. Si accontenta di un Bacco bello, grassoccio, inerte, ben nutrito, perché per Vicenza passa anche quel però extravagante, la vera parola è extravagante, grandissimo pittore lo stesso, terzo, Pietro Vecchia, che passa per Vicenza senza che i vicentini se ne accorgano, sebbene hanno quelle testone là che hanno giustamente messo fuori. Eccolo qua, Pietro Vecchia. Il trionfo di Sileno. Il Sileno è l'allievo umano di appunto dell'Aio, perché i sileni sono quelli che hanno solo le orecchiette da capra, ma il tutto il resto è corpo umano. Invece gli altri sono gli allievi di Pan, cioè i fauni. Ecco qui, guardate questa bevuta strepitosa,
oppure questo qua, in cui addirittura manca la statua di paragone. Cosa può essere? Bacco medesimo, questa volta non vero, o Sileno, non vero, scusate, è Sileno, ma è diventato statua, anzi è già un po' fauno, è tutto un misto. Vedete che c'è continuo gioco delle carte a tavoletta tra realtà e finta realtà rappresentata. Ecco qui anche un particolare, che non gli basta quello che aveva avuto sto bambino, perché ricordatevi che quando Semele è morta, Giove non sapeva cosa farsene di Dioniso, l'ha lasciato sì a Sileno, e sapete con che cosa l'ha allattato? Col vino, fin dalla nascita. Ecco, questo dice la leggenda. Ecco un altro baccanale favoloso con l'arrivo, lo vediamo, di Sileno, e qui questi due nudi in cui avvertite subito tutti, questi che hanno qualcosa di inerte, di spossato, è l'allegria della disperazione. Abbiamo piantato il dito e oltre alla luce della pozzanghera stiamo toccando il fondo che sta per arrivare. Ecco altri cortei di Sileno, disegno strepitoso che si trova in un museo, un altro disegno, perché lui lavorava molto, anche perché questi quadri, una volta licenziati e venduti, e ne faceva tantissimi, lui non li vedeva mica più. Allora aveva il Liber Veritatis. Non è detto che questo sia preparatorio, potrebbe essere un appunto, perché non aveva la Polaroid e neanche le SMS adesso del telefonino per fotografare, non li vedevano mai più, cioè erano figli proprio che se ne andavano. Ecco, figli che se ne andavano e non li avresti mai più rivisti. Questo è un altro quadro meraviglioso in cui compaiono queste bestie strane che sono, e li vedremo, eccoli qua, questi strani animali che non sono né ben canidi né ben felini, hanno la maculatura della iena, perché l'animale di Bacco, voi lo sapete che è il pardo, l'animale debole e lussurioso, che è il mantello maculato in onore del cielo stellato di Zeus. Ecco che facciamo una bella carnevalata di baccanali, in cui tenete presente che c'è la componente dell'ebbrezza che ti porta fuori di te, la festa, che quando sei ubriaco, l'orgia, che è la finzione, e il sogno, con la comparsa nella finzione di quel doppio del doppio che è la maschera teatrale. Ecco qui questo quadro particolarmente interessante perché è un non senso. La statua è vestita, come non sono quasi mai, e invece i corpi normali sono nudi. È tutto uno scambio continuo, e questa è retorica barocca, di varie dimensioni. Ecco qui Orge di Sileno, eccolo questo Sileno che è così sfacciatamente disinibito, perché lui lo sa, voi lo sapete, che sia i Sileni, o non lo saprete, che i fauni sono infecondi, cioè come le razze animali, come i muli, non sanno procreare, hanno la libido ma non sanno procreare e quindi si scatenano in quello che possono bevendo. Eccoli qua, guardate che sono, mai ho trovato le componenti sono quelle, ma mai ho trovato un nudo ripetuto 2 volte, e questo poi è immenso, è in Palazzo Valmarana, ero esposto, che è un gigante che viene dal Palazzo Caldogno. Ecco qua una bella sorpresa per tutti, questa magnifica statua, più bella addirittura dei nudi, con una stampa, eccola qua, ma soprattutto il Museo di Bassano ha anche la fortuna di avere il disegno per la stampa. Quindi ve lo presento perché era passato praticamente, questo è il disegno preparatorio per realizzare l'acquaforte. Eccola qua, e finalmente giungiamo al dunque. Ecco, qui ho scelto 3 statue, questo continuo interrogarsi e di mettere la pietra di paragone nel gioco delle parti della raffigurazione. Chi è più statua e chi è più carne? Dove finisce la realtà della scultura già fatta e la realtà della pittura che gli metto di fronte? Tutto nasce ovviamente dalla grande intuizione del suo vicino di casa di 2 secoli prima. Eccolo qua, Andrea Mantegna.
il famoso San Sebastiano del Louvre. Qual è il piede vero e qual è il piede falso? Tutti e due. Uno è di carne, lo devo sapere, e uno è di pietra. Questo paragone che del grande artista ti ricorda, guarda che non siamo nella realtà, stiamo gabbando la realtà nella finzione. E questa autocoscienza che fa grande l'artista, che non significa, ma sì significa. Ecco altri baccanali, il pardo dionisiaco, vediamolo di nuovo, qua ce n'è uno di bellissimo, e dov'è? È là che tiene custodia, lui così feroce, a quel grumetto di carne così tenera, sembra pelle di capretto tenera, conciata e riempita o di ovatta o di nuvole. Dorme, è morto, quell'altro pazzo è disperato e danza. Ecco, tutto questo interrogativo, un caleidoscopio incredibile di variazioni sul tema. Due faunetti che ballano, questo addirittura il suo pardo lo sta cavalcando, questo essere strano, anche inquietante, e poi la finzione della finzione denunciata aperta. Qui il sacrificio non è rappresentato nella realtà, ma è rappresentato nel basso rilievo di questa ara che sta sostenendo i puttini musicanti. La finzione nella finzione. Quindi sacrificio. E un punto fondamentale è rappresentato da questa, è una svolta in Carpioni già da giovane, le Baccanti di Euripide. Agave, sua seguace, colpita da ecstasis, perché è fuori di sé, ecstasis, presa dall'entusiasmo, cioè dalla pazzia, uccide il figlio Penteo credendo che sia un leone. È l'argomento delle Baccanti di Euripide. Vi do anche le indicazioni, se volete, avete voglia, andate a beverarvi, non al vino di Carpioni, ma alla letteratura di questa. Qui Pan di pietra, eccolo, dove è andato a finire, addirittura lo vedete qua. Eccolo qua. Questa volta Pan non basta che sia vivo, deve essere rappresentato come il sarcofago di una tomba. No, non si è mai vista una tomba di Pan, da nessuna parte, oppure che giocano con i flauti, la musica, che anche questa è una finzione del rumore, è il doppio del rumore, è un rumore organizzato, la musica, suonata, vedete, da tutti, dallo strumento che è tipico di tutto questo submondo di ibridi uomini-bestie. Guardate che gli dei suonano gli strumenti a corda, invece questi esseri suonano lo strumento a fiato che deforma la faccia, ti fa bella, grassa, grossa. Finzione e sogno sono qui anche rappresentati lo stesso, eccolo qua, in queste baccanali, uno più stupefacente dell'altro. Qui sono spariti, sono rimasti solo le baccanti e i fauni con queste statue in confronto. Adesso ne vedremo ancora qualche altra. Questo è un capolavoro supremo che vedete a Carezzonico. Ecco qui un faunetto che sale sulla statua di Faunetto, il bambino svenuto, forse ubriaco, anche lui come Baco bevono da piccoli. Qua in questo mondo assurdo di pazzi, bevono anche loro. Voi capite la distanza abissale che c'è tra il Carpioni del religioso e i Carpioni, finché poi, e lì bisognerebbe scavare e sapere, quella è il filone delle coppie negate. Cioè sono tutte, lui dovendo affrontare per esempio l'Ovidio delle Metamorfosi o delle Eroides, sceglie soltanto anche episodi minimi in cui due che si desiderano anche si rinunciano o si respingono. Il più evidente è Pan, che l'unica volta, lo dice lui, che si innamora di Syrinx. Pan cosa provoca in lei? Il panico. Panico vuol dire prendere paura di Pan. Ecco, nulla di più, e lo usiamo tutti i giorni. Syrinx ancora di più, perché siccome viene trasformata in canna, la siringa è la canna. Quindi il mito è con noi, è nella nostra propria componente cromosomica, nel nostro linguaggio, e lo usiamo e vedremo. Scusate che qui è partito, no, qua abbiate pazienza, eccolo qua, vedremo Pan e Syrinx, una negazione, Nesso che viene rapito da Deianira che lo respinge, Nettuno e Coronide
che viene trasformata in corvo, Ero, la ninfa Ero, che piange Leandro perché è naufragato, Latona, e questo è il più bello, e i contadini di Tracia, che li vedremo tra breve. Eccolo qua, vari Pan corrono, Sirinx si spaventa, chiede aiuto al padre, che è il fiume Peneo questa volta, e viene trasformata in canna. Guardate, ecco, qui una novità comparsa sul mercato antiquario di un antiquario parigino, ma qui di vicino Bassano, che si chiama Canessò, il quale mi ha mandato questa immagine fragolosa. Guardate qua, lo stesso, collezioni Pan, guardate la perfezione di questo nudo che sembra proprio di ambra, e guardate il povero Pan che invece che prendersi la ragazza si trova con un pugno di sterpi in mano, di canne palustri. Ecco altre fughe, lo stesso Pan e Syrinx, in questo caso probabilmente Bacco che insegue una ninfa, potrebbe essere la stessa Beroe, e qui legge invece nonno di Panopoli, 22.000 versi il nonno di Panopoli, sapete? Eppure non c'è mai un momento di stanchezza in questo poema. Apollo che insegue Daphne e viene trasformata, tutte coppie negate che non riescono ad avere quello che vorrebbero, quindi frustrazione. Ecco, la parola giusta è proprio questa. Ecco Ercole, Ercole che insegue Nesso, che si era offerto di far attraversare il fiume a Deianira, invece la rapisce. Ecco qua le varie versioni, eccole qua, vedete anche qui, è tutto un pathos rattenuto però, tutto sempre molto educato, diciamo. Eccolo qua, vedete la freccia nel capolavoro del Museo di Vicenza, in questo che è in Palazzo Valmarana e in questo che è Palazzo Thiene. Tutti posti dove potete andarveli a vedere, ammirare e valutare per la grandezza di questo pittore. Ecco Nettuno, qui è senza ali, qui invece è già con le ali, perché Coronide viene trasformata in cornacchia. Ecco, bellissima, a Bassano lo sanno, le dinastie delle cornacchie sono sempre belle. Le ali e il volo, ecco, scappare. Le muse nella reggia di Pireneo, guardate, sono 10 versi, scappano, si vedono spuntare le ali, fuggono. Minerva ha una gara di canto con le Pieiridi, siccome le Pieiridi lo perdono, vengono trasformate in piche, cioè in gazze, che ha un canto orrendo da gazza. Qui c'è un Ero e Leandro. Ero scopre, si butta in acqua perché le ninfe gli stanno portando il cadavere di Leandro. Questa è una delle lettere delle Eroides, il libro più femminista che sia mai stato scritto. Le prime 18 lettere sono lettere di amanti donne abbandonate dai loro amori che scrivono le lettere inventate da Ovidio con le loro lacrime. Solo 3, le ultime 3, c'è anche il maschio che scrive. In questo caso è Ero che scrive a Leandro, è Leandro che scrive a Ero e dice: guarda che non morirò, ma non riesce a convincerla perché lei è distrutta dal presentimento e difatti lui muore. Le Eroidis si leggono come una delle letture più moderne che esistono, altro che cancel country, che noi cancelliamo loro e stiamo benissimo, no? Ecco varie versioni di Ero e Leandro, questa gigantesca, un disegno, ecco qua, e delle tempeste, sempre la torre, perché era dalla torre che Ero teneva sempre acceso un lumicino per paura che Leandro si perdesse nel mare e quindi non doveva mai spegnerlo. Qui abbiamo Apollo che scuoia Marsia, eccolo qua. Alla presenza chi è giudice? Il re Mida. Il re Mida dà ragione a Marsia e lui si vendica facendogli crescere le orecchie d'asino come Pinocchio e Lucignolo. Che cosa fece il barbiere di Mida? Se c'è tempo ve lo racconto alla fine, se no no, perché è la favola che piace di più di tutti ai bambini, questa qua. Ecco Latona che trasforma i contadini di Tracia in rane. Giunta in Tracia con i suoi 2 bambini, niente meno che Apollo e Diana, il sole e la luna, ha sete
e chiede da bere ai contadini. I contadini gli dicono di no a una puerpera e lei invoca Giove che li condanna per sempre a vivere nell'acqua, cioè in rane. Eccole qua, guardate la rappresentazione di queste rane, cosa sono? Ecco qua questa ranona, vedete le varie rane, tutti i musei, il Kunsthistorisches, Louvre, Budapest, hanno tutti uno di questi capolavori, perché sono troppo importanti. Ecco, Venere che cerca di trattenere Adone dalla caccia fatale è una solo di due amanti, con il cane invece che porta il vestito a lui gli dice preferisci la caccia all'amore, parti, però il cinghiale lo uccide, quindi vedete che tutti disperati, Venere come un, scusate, Venere come un proiettile va al funerale di Adone, il quale viene trasformato, come lo sapete, nel rosso anemone, l'anemone del vento, l'anemone rosso. Ecco altri episodi incredibili. Mercurio punisce un contadino che gli ha mentito trasformandolo in pietra. Oppure Argo, alla presenza di Io trasformato in vacca, viene addormentato e poi ucciso da un giovanissimo Mercurio. Oppure questo che era un quadro carissimo a Canova, ovviamente, Orfeo che insegue Euridice nella Linferi, e dove purtroppo lei non tornerà più. Oppure, questo è un quadro tra i più importanti di Palazzo Thiene, Diana con Endimione, questo che non abbiamo identificato e ve l'ho fatto vedere, Diana e Atalanta, e qui le stampe che dimostrano come questo è un autografo, perché vedete c'è la testa del cagnetto che è proprio identica, tale e quale. E per concludere questa parte, vediamo, sì, sono in tempo, altri 5 minuti. Il più incredibile degli incredibili dei soggetti, la ninfa Liriope, che si reca dall'indovino Tiresia nei 6 mesi in cui ci vede, perché gli altri 6 mesi diventa cieco, per chiedere un responso sul figlio Narciso. E la profezia è incredibile. Narciso vedrà la vecchiaia se non si conoscerà. Perché? Perché passando, lo sapete tutti, si è specchiato, si è innamorato di sé, è caduto, viene trasformato in Narciso che guarda sempre giù, e Narciso, ebbro di se stesso, fuori di se stesso, è difatti la radice di narché, narcos. Quante volte nominiamo i narcotici e i narcotrafficanti non sapendo di nominare il più incredibile dei miti, il responso di Tiresia. Va bene? E arriviamo a quello che veramente adesso respiro, perché è il mondo della spelonca del sogno. 30 variazioni, ve ne mostro soltanto 6 o 7, che sono quelle che secondo me sono il vero autoritratto di Carpioni. La muta quiete, il silenzio onirico. Sta arrivando, non parlate, perché caro bel sonno è più l'esser di sasso, non veder, non sentir è gran ventura, però non mi destar, parla basso, Michelangelo che scolpisce. Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempio di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Sicuramente Carpioni La Tempesta di Shakespeare l'aveva letta, perché era poi fresca di rappresentazione. E quindi allacciate le cinture, perché l'arte è sogno, è una realtà parallela, la duplicazione del doppio della realtà, quando scappiamo dalla realtà e ci siamo tutti dentro, quando nel sonno noi sogniamo. Ecco che nel regno di Ipnos del sogno arriva Iride per dargli è un frammento delle metamorfosi di Ovidio, perché la ninfa dunque la ninfa un ragazzo che si chiamava Ceice era morto, la sua amante non lo sapeva, era devota di Giunone, Giunone non ha il coraggio di andargli a dire che è morto, che la smetta di aspettarlo, e prega Iride di andarlo a dire a Ipnos che mandi uno dei suoi 300 figli
a comparire in sogno sotto forma di ceice per dirgli che lei è inutile che pianga, che ormai è morto. Quindi è una sciocchezza. Eppure guardate cosa sta impostando questo nudo di schiena, questo uomo il quale si vede arrivare nel buio dove sempre dorme, questa qua che gli fa, gli illumina la grotta e lei sembra che gli dica: l'afasia del tuo sbadiglio di risveglio non deve fare rumore. Tu sei il re del silenzio, resta nel silenzio, ma obbedisci. Manda uno dei tuoi figli. E chi arriva per aiutarlo? Guardate questo Barbagianni, che è l'aria che si muove, il silenzio che entra, eccolo, e fa concorrenza con le sue ali alle ali di Iride. E intanto uno di quei bambini diventa pietra, diventa un monumentino di un morticino, è nato morto, è al limbo, dov'è? E c'è una sola versione, il silenzio del volo e della vita e del sonno. Lei è saltata una parola, ma insomma pazienza. C'era una stampa che ci aiuta a capire, che anche qui nel Museo di Bassano. Nella notte è Morfeo, il figlio di Ipnos, del sogno, che ha come fratelli. Lui compare in sogno in forma di uomo. Quindi se sognate persone è Morfeo. Se invece sognate animali è Icelo o Fobetore. Fobetore vuol dire che ha paura e difatti vedete questo puttino che sta rappresentando un leone. E poi il più banale ma il più bello di tutti, che è Phantasos, la fantasia, che è colui che costruisce gli oggetti o le case e quindi sapete da dove viene il sogno. E qui c'è veramente il più bello, secondo me, più superiore di tutti dei sogni di Ipnos. Con questo nudo di schiena, guardate, ecco il nudo classico, però non è il nudo dei Kuroi o il nudo di Canova. Nei Kuroi e nei Canova ti danno malinconia. Qui ti senti che è come il nudo di Adamo ed Eva alla cacciata del paradiso terrestre. Hanno cominciato la tribolazione. È un nudo di evasione. Quindi è un nudo nel quale i vestiti sono stati tolti. Nel Kuros e in Canova i vestiti non esistono, quelli sono archetipi, questi sono spogliati dal gioco dell'azzardo della vita, dal dolore e dalla morte, che però nel regno del sonno, che è fratello della morte, in Carpioni non compare mai. Una rimozione estremamente rivelatrice. Ecco chi arriva. Questa volta arriva Morfeo che ha le ali, ha le anche come due cheratine. E in fondo guardate che cos'è questo fauno tipo sileno, che invece ha la testa di un lupo, di un cane, forse dello stesso pardo che abbiamo visto. Questi nudi così disinibiti, fiacchi, con questo Ipnos che si sveglia, che ha sempre la testa coronata di papaveri e di valeriana, perché è quello che lo fa dormire, che sembra appena uscito col sudore della placenta del liquido amniotico del suo lenzuolo protettivo. Eccone qua quello che è giudicato da tutti il capolavoro, che è quello del castello di Pommersfelden. Vedete, eccola qua, con queste immense ali, e sulla sinistra chi compare? Questo stranissimo personaggio su un basto da viaggio che con l'aiuto di un altro sogno tiene questa improbabile vela dentro alla quale soffia il vento della memoria, dell'oblio, perché qui non c'è memoria. La memoria è sospesa, il tempo è sospeso. La folata dell'oblio tutto cancella. Nell'episodio del Custis Historices ugualmente vedete la testa coronata, Iride, tutti gli stessi elementi, ma sempre con qualcosa di nuovo, con sulla pietra appoggiata la maschera del sonno. Voi nel sonno vi sentite completamente inerti, disinibiti, vi sentite altro, ma senza rendervene conto. Sapete che il sogno è la maschera della realtà, però vi vivete dentro. Il sonno è la sua maschera. E qui, ecco,
un altro particolare, vedete che questa volta i bambini morti che dormono sui sassi, uno viene presidiato dallo stesso Barbagianni, ricordandovi che strigis in latino vuol dire strega. E quindi non siamo nel mondo tuttavia di Salvator Rosa, che è un mondo, quello sì, demoniaco, da orgia rituale. Siamo in un mondo che è terribilmente sereno, ma la serenità del mondo perduto, della disperazione. Guardate anche questo, ugualmente importante, dove un'altra maschera, e arriviamo all'ultimo che è un quadretto piccolissimo, che Vittor Luigi Braga amava moltissimo, eccolo qua, dove in questo piccolo quadretto succede l'incredibile, e stiamo per finire. Succede l'incredibile perché Hypnos è ancora sdraiato, questo vecchio arriva Iride e il bambino questa volta non sta dormendo, è già morto, dorme il sonno dell'eternità, cioè è il sigillo di una pietra. E in alto che cosa arriva? Iride ovviamente, e dall'altra parte uno di quegli strani, eccolo qua il bambino morto, uno di quegli strani personaggi, che è questo. Che cos'è? Non lo so. Sta cavalcando una bandiera, ha un velo che gli passa sul seno, usa il morso per dare incitamento a chi? A una lumaca, a una chiocciola che sta sopra. Quindi in piccoli, guardate che il quadro sarà 30x40, sapete. Quindi vedete che la pietra e la lumaca sono la iperfinzione di quest'uomo che proprio sogna, anche lui. Io capisco benissimo quando Fellini diceva io giro alla mattina dopo aver fatto i sogni e mi invento al momento sul set il mio script, perché probabilmente Carpioni dipingeva i suoi sogni, perché ricordatevi che fratelli gemelli taciuti e nascosti del sogno sono gli incubi. E lui ha questi incubi bellissimi, se volete, e di questi bambini silenziosi, i silenziosi infanti. Dopo la catastrofe del diluvio di Deucalione e Pirra, dobbiamo conoscere una frase che è la mia chiave di lettura. Nel Testamento si viene a sapere che quando Carpioni muore nel 78-79, scusate, è scritto che aveva sposato Valeria Girello e non aveva avuto figli. Tutti i suoi bambini mai nati, tutti i suoi aborti, dove non potendoli avere, li mette in folla nei suoi quadri. Vediamoli, io intanto ho un po' rifiato. Ecco qua il diluvio in cui i bambini muoiono a bizzeffe, oppure la peste di Egina che è narrata sempre da Ovidio. Vedete tutti questi bambini, queste mamme che si portano dei bambini che credono ancora vivi, persino le mucche sono ammalate. Dopo questa catastrofe noi vediamo una carrellata, eccoli qua, guardate, quello è morto sicuramente, quel bambino lì, eccolo, il fiore e il teschio. Dando un paragone l'abbiamo anche noi, questo è il nostro Jacopo Bassano, dell'Omnia Vana. Tutto è vano e tutto passa. Ecco il bambino che dorme su stick e due bambini che si baciano disperatamente in uno dei regni di Hypnos, e questo che è diventato che cosa? Il profumo di un fiore. Un bambino che muore è soltanto l'olfatto di un fiore. Eccoli i bambini senza padri, perché ci sono i padri senza bambini, gli orfanelli che a un certo momento si organizzano, come avrebbe fatto Pinocchio, per andare all'offerta a Venere. Venere è colui che ha suscitato nell'uomo l'istinto della procreazione, e quindi vanno in folla a dare omaggio a Venere, che questa volta è qua, ma è rappresentata anche in statua, e i puttini, che sono i bambini risorti nell'aldilà, perché lui spera che siano salvi nel limbo e nell'aldilà, incoronano la Venere finta, non incoronano la Venere vero finta della pittura, perché non è vera neanche quella. Ecco i bimbi dell'inconscio di Carezzonico, eccoli qua, e l'offerta a Venere perché l'aveva vista da Tiziano. Però mentre da Tiziano sono i bambini dell'umanità che si radunano, eccetera, i bambini di Carpioni sono i bambini del paese dei balocchi. Il giorno dopo cosa saranno? Vediamo cosa succede.
eccoli qua, con o senza simulacro, loro vanno a offrire a Venere. Questo è un particolare stupendo, eccolo qua, in cui c'è il simulacro di Venere e una Venere senza vestito. Gioca sempre nudo, vestito, falso, vero. Ecco, questo gioco delle carte. Amori, l'allegoria della fecondità con il coniglio, il satiretto col sonaglio, fiori anatre, e adesso veramente è la fine, però siamo proprio nel carosello finale. Eccolo qua, il grande capolavoro. Questo ragazzino così triste, perché è bello e forse è morto, però purtroppo ha le gambe da capra. E su una di queste gambe cosa si mette? Un sonaglio per far rumore e far sapere che sta arrivando. E sta arrivando con una maschera, ma una maschera che non è una persona, cioè col buco, è una maschera con le sole labbra chiuse. E tu non sai se lui sia fiore, sia maschera, sia suono, sia olfatto, uno di questi qualsiasi. Intanto per fare i fiori, che forse lui non sapeva far bene, lui recluta altri artisti. Allora abbiamo l'olfatto di Cupido degli Uffizi e questo che sta spennando le pernici, che è Eros di sicuro, un Eros cacciatore, perché sapete che le pernici sono l'allegoria stessa della lussuria e quindi le sta spennando. Eccole qua. I fiori di pietra, qui sappiamo che è Caldei, colui che ha fatto i fiori, e sempre il gioco, vedete, statua, basso rilievo e realtà. E quindi arriviamo al capolavoro dei capolavori e chiudiamo col famoso amore leggero come le bolle di sapone che si alza da un mondo fatto di alimenti da mercato, si sublima e produce bolle leggere e inconsistenti come lui. Però ci porta a dover dire, ammettere, spero lo farete tutti, che grazie a Carpioni anche le bolle di sapone che sono così effimere, così volatili, così leggere, sono tramite la pittura diventate delle bolle infrangibili. Grazie. Grazie. Ho abusato, sapete, però no, 20 minuti di troppo. Ne aveva tantissimi e si vede che sono bruttini perché era un tema poi richiestissimo, pagatissimo, lui non aveva eredi, sapete, anche quello sarebbe molto interessante per capire, ma per disgrazia e per fortuna il tempo ci fa di questi scherzi, ci toglie per darci. Bene, allora professor Rigon, grazie veramente perché ci ha riempito di immagini e credo che se fosse proposta una mostra per come l'abbiamo vista su Carpioni riusciremo anche a catturare ve lo dico pubblicamente, un grande amatore di Carpioni è Fabrizio Marani. Ecco. Adesso è il direttore generale, Maffei e Carpioni, la città di Vicenza, dobbiamo fargliela, tutti dovete, i vicentini che sono presenti, dire che non si può più trascurare questi due supremi geni, va bene? Esatto. Ah, lo volete? Sì, grazie. Il nostro comprimario che ci Remida, a un certo momento si vede le orecchie coperte di pelo come Lucignolo, come Pinocchio, e non si vuole più tagliarsi i capelli per paura che lo scoprano. A un certo momento però il barbiere dice: maestà, qua dobbiamo tagliarli sti capelli. E lui: guarda, io mi faccio tagliare, però sappi che se riveli quello che vedi io ti uccido. E difatti vedi, le orecchie d'asino, perché Apollo ha detto: se dici che Marsi è più bravo di me sei un asino. Spaventatissimo, il barbiere si tiene come tutti noi i segreti. Voi sapete che i segreti fanno tanto più male quanto più non puoi raccontarli. E allora va in riva a un fiume, scava una bocca profonda
con la testa dentro, so che delle maestre lo raccontano e fanno bene, e grida dentro: Mida, il nostro re, ha le orecchie d'asina, Mida ha le orecchie d'asina, e dopo mette la terra e la tappa bene, c'è un video che lo descrive in una maniera meravigliosa, tappa bene e se ne va. Solo che in primavera cosa succede? Che proprio in quel posto sorgono le canne di Syrinx, che a ogni colpo di vento gridano: Mida le orecchie d'asino. Vi dico che il prossimo incontro è il 2 aprile e sarà la curatrice di una mostra realizzata al Kunstistorisch Museum di Vienna, Francesca Del Torre, che è anche la curatrice della pittura italiana in quel museo. Parlerà di natura e scienza nelle opere di Francesco Bassano il Giovane e di Leandro. Bene, buona serata.